È una situazione molto scandalosa in quanto questa mattina alcuni sindaci, soprattutto della Valle del Lagno, si sono trovati fuori dalle porte del proprio comune 2 o 3 immigrati scaricati così dalla prefettura senza un minimo di concertazione, perché avevano ricevuto una telefonata ieri pomeriggio ma senza un minimo per capire dove mettere queste persone e dove collocarle. Ovviamente i sindaci sono andati in panico perché ovviamente sistemare queste persone non è cosa semplice, hanno chiesto aiuto alla prefettura ma la prefettura semplicemente gli ha detto arrangiatevi. E questo penso sia un atteggiamento arrogante da parte di chi rappresenta lo Stato, perché non è questo il modo per gestire gli immigrati e penso che la prefettura dovrà chiarire assolutamente questo atteggiamento. C'è stata una disinformazione e anche una titubanza da parte della prefettura, parlo per la prefettura di Vicenza. Prima dovevano arrivare alle 5, i sindaci in allerta, le forze dell'ordine accompagnano, le forze dell'ordine non accompagnano più, sindaci che si trovano 3 immigrati su una panchina e vanno a chiedergli cosa fanno lì e chi sono, e sti qua parlano solo francese e non sanno dove metterli, quindi secondo me c'è stato un cortocircuito. Mi hanno chiesto aiuto di parlare con deputati, senatori, con il governo, in modo insomma, di cercare di far rientrare l'emergenza. Io sono contro personalmente la distribuzione diffusa, perché non possiamo permetterci di mandare 3, 4, 5 migranti su ogni comune. La soluzione è quella di metterli tutti assieme su una caserma, su qualche ospedale dismesso, qualcosa, in modo da controllarli, e soprattutto dobbiamo pensare che prima o dopo dovremo anche mandarli via, perché sennò il messaggio è quello che devono essere assorbiti dal territorio. I territori non possono assorbire immigrati irregolari.